Da capo, da zero, mai facile. Qui si capisce la forza delle grandi squadre. L'importante non è il colpo che si subisce, ma la reazione. Amici di Sportisti, ciao! Da Salvo Geraci, benvenuti al Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo, Aspra Gioiosa, terza giornata del girone B di promozione siciliana. Sinistra Cultrona che prende il posto di Palmeri. La coppia di centrali è formata da Adamo e Biondo. Occhio, il tiro incrociato, il palo da parte di Giovanni D'Amico, lampissimo, dopo 1,5. Ancora l'Aspra a proporre il proprio gioco, cross dalla sinistra in mezzo al Beggiano, esce di poco in due delle Gioiosa a difendere con Biondo che si è sacrificato assai. Il pallone lungo schiacciato di testa da parte di Procida. Vitrano se la allunga anche con il petto, posizione regolare secondo l'arbitro, cross sul secondo palo, il pallone addirittura stava entrando, esce di Pane, il primo pallone in presa con i guanti della sua stagione. Lancio ostacolato, Procida, c'è il tiro di Truglio, la risposta Gulla, ancora la difesa dell'Aspra. Ma Palazzo stavolta va in porta, traversa, secondo legno dell'Aspra. Parte Palazzo, secondo palo di Pane, grande intervento. Ecco la traiettoria a cercare Vitrano, schiaccia di Pane, respinge. Ennesimo schema con il pallone lasciato ad Immesi che calcia palo, il terzo e poi sotto porta. C'è il fuorigioco. Sempre Immesi a battere. Aspetta Vitrano, si coordina al volo di Pane, controllando fino alla fine. Parte Palazzo, alto. Cuccia. Nuovo pallone in verticale, Giovanni D'Amico si inserisce al Beggiano, calcia Giovanni D'Amico, larghissimo. Di Pane chiede ai suoi di salire. Cuccia. Truglio vince il rimpallo Marguglio, verticalizzazione, posizione regolare al Beggiano, il gol dell'Aspra, sblocca la gara Salvatore Albeggiano dopo la doppietta alla Gorgogna Delia, il gol di Albeggiano 1-0. Ancora Basilio Ceraulo per Cipriano. Cannizzo si gira, può allargare, c'è un altro tocco, Basilio Ceraulo al volo, Cascione, l'occasione di Ceraulo, vicino al pareggio il Gioiosa. Pallone dentro, esce Cascione, attenzione al tiro di Cannizzo, Cascione in calcio d'angolo, altra super parata. Ancora Lucio Cipriano allarga, sponda di testa per Basilio Ceraulo, alzata, gioca il Gioiosa. C'è il cross, colpo con il braccio, niente per l'arbitro, l'aveva presa Procida. Quinto di recupero, pallone dentro di testa in tuffo a liberare Procida, ripropone Scaffidi, non c'è nessuno, invece sì, Girbino, cross dentro verso la testa di Biondo, niente da fare con il duello assieme a Calabria, triplice fischio ufficiale, l'Aspra batte il Gioiosa 1-0, una partita bella, ricca di episodi,